Intrecciare nasse di giunco, un antico mestiere della tradizione costiera sarda, si rinnova nell'arte di un pescatore del Sinis. E intrecciare nasse di giunco è un antico fantastico mestiere, non lo sanno fare più in molti, ma la nostra Antonia Moro ne ha trovato ancora uno. Sentiamo. Giovanni, quante nasse avrà intrecciato in vita sua? Molte, molte. Perché lo vedevo da mio padre e mia madre. Mi emoziona quando parlo di loro. È Giovanni, 83 anni, di Cabras, ma vive sul mare, a Mandriola, da 51. Ha fatto il pescatore per 65 anni. Devi tirare il giunco, lasciarlo seccare un mese per diventare così. E poi devi lavorare la nassa, fare una nassetta di queste, vederla, non sembra niente a chi non sa. Però ci vuole un giorno di lavoro, 8-9 ore di lavoro. Ha iniziato nello stagno di Cabras e poi è passato al mare. Ha pescato anche in altre marinerie della Sardegna. Attualmente il settore della pesca è in calo sull'isola. Almeno un terzo in meno sono le persone che ci lavorano. Se non mi metto il nastro, mi spacco le dita. Per proteggermi, purtroppo, mi devo mascherare. Il mare è una tradizione nella famiglia di Giovanni. Anche il figlio 46enne è pescatore e sua moglie lo aiuta nelle rifiniture delle nasse. Giovanni ora intreccia anche nasse giganti come quella che ha chiamato l'astronave. I suoi lavori sono esposti a Supallosu. Straordinario. E l'associazione